Omicidio colposo, la nonna del bimbo di 1 anno e mezzo investito in retromarcia nel giardino di casa Zero Branco, le urla della donna dopo la tragedia, si valutano altre responsabilità come la mancata sorveglianza. Paese sconvolto, la vicina in lacrime, è stato un attimo, Simone era pieno di vita, messaggi shock sui social all'indirizzo della famiglia del bimbo, l'ira del sindaco, parole inumane. Tragedia sul lavoro in Toscana, 48enne di San Martino di Lupari, dipendente di una ditta trevigiana, muore travolto da un macchinario in un cantiere edile. 3 maxi discariche abusive scoperte dalla finanza a Castelfranco, Fonte Pieve del Grappa. Nei primi 2 casi i gestori vivevano con i familiari tra montagne di rifiuti. A Castelfranco c'erano anche i figli minori. Autobotti in azione tra le zone collinari di Arzignano e Montorso, obiettivo integrare i serbatoi d'acqua per far fronte alla scarsità di precipitazioni. Padova, Treviso e Venezia tra i primi 10 capoluoghi italiani da incassi da autovelox e telelaser, la città del Santo al 4° posto, prima in Veneto con quasi 6 milioni di euro. Dati sempre più allarmanti per l'invecchiamento della popolazione in Veneto, i numeri presentati oggi a Mogliano, scenari e tentativi di soluzioni sono ormai urgenti. A Padova, Medici con l'Africa QAM ha presentato il bilancio sociale 2025, tracciando un anno d'attività e rilanciando la sfida per garantire cure sempre più accessibili a mamme e bambini. Buonasera dall'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il dramma che si è consumato ieri sera a Zero Branco, indagata per omicidio colposo la 62enne nonna del bimbo di 1 anno e mezzo investito dall'auto in retromarcia nel giardino di casa. Disposta l'autopsia, si valutano intanto anche altre responsabilità come la mancata sorveglianza. I vicini in lacrime. Dolce, affettuoso, 1 anno e mezzo, voglia di vivere, tanta voglia di vivere. Le lacrime della vicina che è corsa fuori appena ha sentito le urla disperate dei genitori e della nonna. L'ho ucciso io, gridava la donna, urla che hanno squarciato il silenzio di un giorno d'estate. In via Tiveroni il gelo di una tragedia impossibile da accettare. Il nastro che delimita la zona dove è avvenuto il drammatico incidente. Il piccolo Simone, 1 anno e mezzo, è morto travolto dall'auto guidata dalla nonna che stava facendo retromarcia per parcheggiare. Là sì, dentro il cancello, proprio si era messa proprio così, all'indietro, di solito lei si fa così, fa all'indietro. E gli ha detto mi raccomando, tenetelo per mano, un secondo che si è girata, un secondo. È stata lei a chiamare subito i soccorsi. Ce l'aveva per manina il papà, è normale. Sono bambini, è questione di un secondo, signora, questione di un secondo. Proprio sfuggito, questo è stato un secondo proprio. La nonna non si è proprio neanche accorta? No, purtroppo no. Era già sopra quando si è accorta. Il dolore è troppo forte, la vicina conosce bene la famiglia. Questa notte ha accolto a casa la sorellina di Simone, che al momento del drammatico incidente si trovava in auto con la nonna. Ho cercato di consolarla, ho cercato di dire stai tranquilla, tornerà a casa pur di farla rilassare, di dormire, ma poi io non ho dato nessun annuncio, ovviamente la sorella è compito dei genitori, quindi sono stati i genitori stessi stamattina a darle l'annuncio. Tragica. La sorella l'ha cercato tanto, questo bambino l'ha cercato tanto. Voleva tanto il fratellino, questa sorellina. L'ha cercato, chiedeva mamma voglio il fratellino, mamma voglio il fratellino, gli chiedeva la sua mamma. La procura ha aperto un fascicolo. La nonna Valentina, che lavora presso una casa di riposo, è indagata per omicidio colposo, ma gli inquirenti stanno valutando altri profili di responsabilità colpose, fra queste la mancata sorveglianza. Disposta l'autopsia sul corpo del piccolo per chiarire le cause della morte. L'auto della nonna è stata posta sotto sequestro, la famiglia piegata dal dolore. Purtroppo sono devastati anche loro, specialmente la nonna. Grazie. Ho un dolore straziante. In questa casetta il silenzio è ancora più doloroso, tutto è chiuso, i giochi sono lì in giardino, mancano i sorrisi, manca quella gioia che la tragica fatalità ha voluto spazzare via. E quella di Zero Branco è una comunità sotto shock dopo la tragedia che si è consumata ieri sera. La rabbia del sindaco contro alcuni commenti che sono stati postati sui social.
Un risveglio doloroso per i cittadini di Zero Branco, la comunità sconvolta per questa tragedia immensa. La famiglia, seguita dall'avvocato Ermira Azzuri, chiede il silenzio ed il rispetto del dolore. È un fatto incredibile, nel senso che si fa veramente fatica ancora a credere a quello che è successo. È una di quelle tragedie che sembrano impossibili da esistere, eppure accadono e poi sconvolgono naturalmente una famiglia e una comunità intera. Il sindaco è stato fra i primi ad accorrere sul posto per supportare quanto possibile la famiglia ed è tornata anche il giorno successivo assieme al parroco. La nonna e la mamma del piccolo Simone lavorano in 2 case di riposo del territorio, il papà in un'azienda del posto. Una famiglia inserita all'interno del contesto, quindi sicuramente per persone, tra l'altro come dicevo prima, appunto tutti i vicini erano lì fuori con loro proprio perché sono persone conosciute, persone che stimavano, insomma. Il sindaco si è poi scagliato contro i leoni da tastiera che hanno postato sui social commenti shock su questa tragedia. Ma ho letto certi commenti ieri sera sotto alla notizia dell'investimento che non hanno nulla di umano, che poco hanno a che fare con la vita di per sé e che non so dove fossero residenti queste persone e auguro a loro che la vita sia sempre bella e piacevole e sorridente. Ma a volte forse bisognerebbe veramente fermarsi. In via Tiveron è stato un via vai di amici e parenti. Conosco tutta la famiglia, conosco il bimbo, conosco tutti, ma non è che non so come sia successo e tutto. Lo sguardo si abbassa, il capo chino, le parole si fermano, troppo grande la tragedia. Ennesima vittima sul lavoro, un 48enne di San Martino di Lupari è morto questa mattina in un cantiere edile a Sesto Fiorentino. Indagini in corso. Sarebbe stato colpito da un muletto mentre era al lavoro in un cantiere edile privato. A perdere la vita in quello che è l'ennesimo tragico incidente mortale sul lavoro è l'operaio di 48 anni Cornel Titi Teslaro. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 6 di mattina in un cantiere di via Lucchese a Sesto Fiorentino. Originario della Romania, il 48enne viveva in via Serato a San Martino di Lupari, nell'Alta Padovana, dove lascia la moglie e 2 figli piccoli. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il 48enne sarebbe stato preso in pieno da un macchinario utilizzato per il livellamento del calcestruzzo, mentre lavorava con una squadra specializzata nelle pavimentazioni di capannoni industriali provenienti dalla provincia di Treviso. I soccorsi sono stati immediati. Teslaro è stato trasferito d'urgenza in ospedale, ma è morto durante il trasporto in ambulanza a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e i tecnici dello Spisal, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Un caso di chikungunya a Vicenza, a contrarre il virus una donna di ritorno da un viaggio all'estero che ha manifestato dei sintomi para-influenzali. Da quello che risulta sarebbe stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove i sanitari hanno intuito che poteva trattarsi di chikungunya, una malattia virale trasmessa all'uomo dalle punture di zanzare infette. I sintomi principali includono febbre alta improvvisa e dolori articolari. La diagnosi sarebbe stata poi confermata dagli esami di laboratorio. Come previsto dal protocollo sanitario regionale, nei prossimi 3 giorni, a partire da domani, verrà effettuata una disinfestazione straordinaria sia nelle aree pubbliche che in quelle private nel raggio di 200 metri dal domicilio della signora, che risulterebbe vivere nel quartiere di Sant'Agostino a Vicenza. La cronaca ora ci porta nel Trevigiano con 3 maxi discariche abusive che sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Castelfranco. Vediamo il servizio. Decine di veicoli, auto, furgoni, camion e poi pneumatici, pezzi di motori, elettrodomestici e rifiuti di ogni tipo lasciano allibiti le immagini girate dall'alto dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha sequestrato 3 discariche abusive per un totale di 6.100 metri quadrati al termine di un'operazione condotta dai militari della Compagnia di Castelfranco e della sezione aerea di Venezia. 3 i siti individuati: a Castelfranco, Pieve del Grappa e Fonte. Nel capoluogo castellano, nella maxi discarica, viveva abusivamente
abusivamente una famiglia marocchina con figli minori in totale assenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie. I finanzieri hanno contattato i servizi sociali ed allontanato la famiglia per tutelare la salute dei bambini. Imponente la quantità di rifiuti nella seconda discarica abusiva scoperta a Fonte, volume stimato dall'ARPAV in 10.000 metri cubi, prevalentemente carcasse di veicoli. Anche qui, tra i rifiuti, il gestore viveva con il figlio in un edificio abusivo con il tetto in lastre d'amianto. Anche in questo caso è stato contattato il comune per cercare una sistemazione alloggiativa temporanea alla famiglia. La terza discarica, anche questa gestita da un cittadino marocchino, è stata individuata a Pieve del Grappa. Qui erano stoccati soprattutto elettrodomestici, apparecchiature informatiche, bombole e taniche di idrocarburi. Tutte e tre le discariche sono state sequestrate, 6 le persone denunciate per i reati previsti dalla normativa in materia di gestione illecita di rifiuti. Il gestore del sito di Fonte, trovato anche in possesso di cartucce di fucile e di un pugnale, è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno avviato le procedure per la caratterizzazione ambientale e la successiva messa in sicurezza dei siti. A Padova ora, dove l'ennesimo episodio di violenza in via Belzoni riaccende il tema della sicurezza in un'area già in passato al centro di risse e spaccio. La situazione del cosiddetto degrado, che vuol dire semplicemente la presenza fissa degli spacciatori, 7-8, qui di fronte al numero 10, di fronte agli alimentari, e che ci sono da sempre e sono tollerati. La polizia, i carabinieri fanno un ottimo lavoro di presenza, di scoraggiamento, di intelligence, però il comune, a mio avviso, l'amministrazione comunale non fa un dovere minimo di controlli di routine, non c'è. Flavio Marcello abita in via Belzoni a Padova da oltre 20 anni e si dice esausto della situazione di degrado e violenza in cui versa la zona. L'ultimo episodio risale a lunedì sera per una rissa tra presunti spacciatori di origine nordafricana. Urla selvagge, lancio di sassi e bottiglie rotte descrivono così la situazione i residenti che non si sentono più al sicuro. All'arrivo delle volanti i malviventi si erano già dileguati. Sul posto, a terra, solo un ferito trasportato in ospedale dall'ambulanza. Non si tratta però di un caso isolato. Solo un anno fa un'altra aggressione era stata ripresa dai cellulari dei residenti. Nel video si vedono chiaramente 4 uomini scagliarsi con estrema violenza, pugni, calci e testate contro un quinto soggetto. Una situazione che non fa stare tranquilli nemmeno i commercianti della zona. Una persona singola non è un problema, più persone sono un nucleo e cominciano a diventare, non dico pericolose, però cominci ad avere una sensazione di paura. Una volta si stava meglio, nel senso che c'era meno frequenza di pericolosità, meno frequenza di, non voglio dire spacciatori, non voglio dire una parola forte, però voglio dire che la sensazione è che un giorno sì, un giorno no, bisogna chiamare le forze dell'ordine, purtroppo. Una battaglia che da almeno 2 anni vede in prima linea anche il vice segretario cittadino di Forza Italia, Lorenzo Innocenti. Sono circa 2 anni che chiediamo all'amministrazione delle telecamere e una maggiore illuminazione. Le telecamere andrebbero posizionate in via Belzoni, a questo incrocio all'altezza della chiesa di Santa Sofia e anche nell'area di piazzetta Colombo. L'assessore alla sicurezza Bonavina dice che la sicurezza in città è aumentata. Noi vediamo che in quest'area precisa invece è notevolmente peggiorata. Quando ci scapperà il morto, speriamo mai, però forse ci si guarderà indietro e si penserà che qualcosa in più si poteva fare. Per i residenti più illuminazione e telecamere di videosorveglianza però non bastano. Sono totalmente contrario all'idea di dire basta fare un po' più di luce, un po' più di illuminazione e un po' più di videocamere. Non è quello il punto. Il punto mio principale è che bisogna che qualcuno cominci a dibattere, anche se non è probabilmente la soluzione ideale di tutti i mali, ma dibattere sulla possibile chiusura anticipata dei locali, minimo alla mezzanotte. Minorenni scatenati a Bassano, in pieno centro storico, prendono d'assalto un cantiere arrampicandosi sulle reti metalliche ed esasperando i residenti. Ci siamo già occupati nel TG Bassano tante volte di quello che accade, soprattutto di notte, in via Portici Lunghi, nel cuore di Bassano. Qui alle nostre spalle, di giorno, c'è una via normalissima, un passaggio verso le piazze, residenti che ci abitano. Di sera però le cose cambiano drasticamente. Guardate queste immagini. Schiamazzi, urla, giovanissimi che si appendono alla rete metallica di una zona che invece dovrebbe essere interdetta. I residenti, esasperati, chiedono l'aiuto delle istituzioni.
Queste sono immagini che ci hanno mandato persone che vivono in questa zona, persone che ci passano, che hanno notato quello che succede in quell'area. È un'area in teoria di cantiere, quindi non si dovrebbe accedere, anche perché c'è del pericolo. Abbiamo visto queste immagini di questi ragazzini che si arrampicano sulla rete metallica. Insomma, i rischi sono piuttosto alti. Siamo andati a chiedere all'assessore alla sicurezza che cosa ne pensa. Sentite. Considerano quella una zona, quel territorio di nessuno, una loro zona di competenza. E invece no, invece noi sappiamo che saranno frequenti i passaggi e i controlli, cominceremo a identificare tutti i ragazzini che troviamo in quella zona, anche se sono senza documento, come molto probabilmente saranno senza documento, ma sedicente per noi è già sufficiente. Dopodiché queste immagini che mi state mostrando dimostrano cittadini esasperati e oltretutto anche preoccupati, perché le iniziative di questi ragazzini sono estremamente pericolose. A questo punto, lanciata la campagna di sicurezza, l'assessore invita i genitori a prendere contatto per chiarire la situazione e rivolge a mamma e papà questa domanda. I genitori sanno dove vanno i loro ragazzini, i loro figli di 13-14 anni, le loro figlie alle 10:30 di sera nel Bassanese, perché è il caso forse che ci vengano a cercare per capire che strategie usare per far ragionare i loro figli. E con la cronaca torniamo a Padova. A solo 17 anni il tunisino arrestato dalla polizia mentre spacciava in stazione a Padova. Era già stato denunciato lo scorso 2 luglio a Monselice. Era stato visto mentre avvicinava giovanissimi e offriva loro hashish nella zona della stazione di Padova il 17enne tunisino arrestato dalla polizia. Il giovane, che ciondolava all'esterno di alcuni locali pubblici, alla vista degli agenti aveva anche tentato la fuga, ma era stato bloccato. Nascosto in uno zaino e addosso, il 17enne aveva 9 dosi di cocaina per un peso complessivo di 7 grammi e quasi un etto di hashish, oltre a diverse banconote. Accompagnato in questura, si è scoperto che il 2 luglio il baby Pusher, entrato in Italia alla frontiera di Trapani a fine 2025 come minore accompagnato e poi fuggito a marzo da una comunità di accoglienza, era stato già denunciato per spaccio, sorpreso a cedere una dose di cocaina nei pressi di una scuola di Monselice. Arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacenti, il 17enne è stato accompagnato nel carcere per i minorenni di Treviso. Il questore di Padova ha emesso nei suoi confronti un daspo urbano di 5 anni da alcuni locali e aree della stazione di Padova. E sempre a Padova è stato arrestato un 44enne irregolare. Ha tentato di evitare l'arresto offrendo denaro ai poliziotti. Ha tentato di corrompere i poliziotti con il denaro che aveva appena guadagnato dallo spaccio. A finire in manette un 44enne tunisino irregolare, fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo nel quartiere Arcella a Padova. L'uomo, intercettato in via Faggin mentre si muoveva in bicicletta con atteggiamento sospetto, ha cercato di disfarsi della droga ingoiandola, ma è stato bloccato dagli agenti, che hanno recuperato oltre 12 grammi di hashish. Addosso aveva anche 320 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Secondo quanto riferito dalla questura, il 44enne avrebbe poi offerto quel denaro ai poliziotti nel tentativo di evitare la denuncia e l'arresto. Accompagnato in questura, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per istigazione alla corruzione. L'uomo, in Italia dal 2011 e irregolare sul territorio nazionale, è risultato essere pregiudicato per svariati reati e condanne, quali detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Il questore di Padova ha quindi avviato le procedure per la sua espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento in un centro di permanenza per il rimpatrio. Allarme siccità, autobotti in azione tra le zone collinari di Arzignano e Montorso nel Vicentino. Obiettivo: integrare i serbatoi d'acqua per far fronte alla scarsità d'acqua. A causa del periodo di siccità, anche nella nostra contrada di Bellimadore a Montorso Vicentino è stata rilevata una scarsità idrica e pertanto la società Acque del Chiampo è dovuta intervenire con delle autobotti appunto a riempire le cisterne d'acqua, e per questi interventi tempestivi la ringraziamo. Precipitazioni scarse, temperature estreme ed è subito allarme siccità. Nel Vicentino si è messa in azione l'azienda Acque del Chiampo, avviando un'attività di integrazione dei
dei serbatoi d'acqua tramite l'impiego di autobotti nelle aree collinari del territorio gestito. Nei giorni scorsi i rifornimenti hanno interessato le località Zini e Fongari nel comune di Arzignano e Bellimadore nel comune di Montorso Vicentino. La società ha segnalato un abbassamento del livello statico della falda nei pozzi di fondovalle, con valori comunque ancora lontani dai livelli di criticità registrati nelle estati del 2023 e del 2024. Invito tutti i cittadini a tenere dei comportamenti consapevoli contro gli sprechi e a rispettare le regole indicate anche dalla stessa società Acque del Chiampo. Multe da Autovelox. Padova è la quarta in Italia per incassi. Il comune ha raccolto oltre 5 milioni e 700 mila euro. Nella classifica anche Treviso, Venezia e Cittadella. Padova è la quarta città italiana per incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 gli Autovelox hanno portato nelle casse del comune oltre 5 milioni e 700 mila euro. È quanto emerge da un'analisi di Facile.it sui rendiconti pubblicati dalle amministrazioni comunali. Davanti al capoluogo Euganeo si piazzano Firenze con quasi 20 milioni di euro, Bologna con oltre 9 milioni e Milano con quasi 7 milioni. Nella top 10 dei capoluoghi anche altre due città venete, Treviso con quasi 2 milioni e 900 mila euro e Venezia con oltre 2 milioni e 600 mila. Tra i comuni non capoluogo spicca invece Cittadella che supera i 3 milioni e 450 mila euro di incassi. A livello nazionale le multe per eccesso di velocità rappresentano più di un terzo di tutte le sanzioni del codice della strada e hanno fatturato ai comuni oltre 248 milioni di euro. Numeri che confermano quanto il controllo della velocità sia ormai una componente necessaria per la sicurezza stradale, con effetti evidenti anche sui bilanci dei comuni. Invecchiamento della popolazione in Veneto, i dati sono sempre più allarmanti. Sentiamo. Tra 15 anni gli over 80 in Regione Veneto aumenteranno del 45%. Capite che è un'esplosione di grandi anziani, perché parliamo di anziani sopra gli 80 anni, ma come dicevo prima il dato importante è quello di riuscire a chiudere quella forbice tra vita in buona salute, che oggi attestiamo in Regione Veneto intorno ai 58 anni, e attesa di vita che arriva a 83 anni. Quindi abbiamo una forbice di quasi 25 anni e come ci ricordava Rita Levi Montalcini, noi non vogliamo aggiungere anni alla vita, ma vogliamo aggiungere qualità di vita agli anni. Nel 2050 il Veneto sarà una regione con oltre 700.000 anziani over 85, per lo più soli, con costi e ricadute sulla società enormi, dai caregivers alle case di riposo con rette sempre più alte, ma anche liste d'attesa infinite. Sono 11.000 oggi i veneti in cerca di un posto che non c'è, anche perché manca il personale che di questi anziani possa occuparsi. Bisogna riconoscere il ruolo importante che i familiari hanno nel prendersi cura dei propri anziani, e oggi questo è un problema cogente perché molti anziani non riusciamo a dimetterli dagli ospedali proprio perché non c'è una rete familiare in grado di accoglierli come accadeva nel passato. Pensate che noi stiamo ancora ragionando con la legge 833 del dicembre 78, la famosa legge Anselmi, quando in questo momento la piramide sociale si è completamente invertita. Una volta avevamo 4 bambini, 2 genitori, un nonno, oggi abbiamo un bambino, 2 genitori e 4 nonni. Bisogna costruire nuove strutture? Sicuramente ci sarà bisogno anche di nuove strutture, questo è un problema serio perché con i dati che ci dà la CGA di Mestre dobbiamo affrontare questa sorta di tsunami di invecchiamento della popolazione a cui dobbiamo dare comunque delle risposte come società. Si punta allora molto anche sulla prevenzione e un invecchiamento più sano ed attivo. Molto della nostra salute dipende dal nostro atteggiamento, dalla nostra capacità di correggere i nostri stili di vita e quindi abbandonare i fattori di rischio, ad esempio il fumo, e soprattutto fare attività fisica. Molto critiche tutte le associazioni che hanno partecipato al convegno, da ANAP a Confartigianato fino ai medici di famiglia. Il grido unanime è quello che lo Stato e le istituzioni oggi debbano fare molto di più. Noi siamo dentro a una morsa legata ai costi di gestione, al personale che è molto difficile da trovare e una consapevolezza che le famiglie sono in difficoltà e un'assenza totale della politica. Cioè, questo è un paese che deve mettere il tema dell'invecchiamento della sua popolazione tra i punti principali dell'agenda politica nazionale e regionale. A Padova, Medici con l'Africa QAM ha presentato il bilancio sociale 2025, tracciando un anno di attività e rilanciando la sfida per garantire cure sempre più accessibili a mamme e bimbi.
Ogni numero racconta una vita salvata. Dietro i risultati del bilancio sociale 2025 di Medici con l'Africa QAM ci sono migliaia di operatori impegnati ogni giorno per garantire cure a mamme e bambini nei contesti più fragili dell'Africa subsahariana. Presentato a Padova, il rapporto fotografa l'ultimo anno di attività in 10 paesi africani, quasi 3 milioni di pazienti assistiti, oltre 290.000 parti eseguiti in sicurezza e più di 5.500 operatori sanitari formati. Un impegno reso possibile dal lavoro di oltre 3.100 persone sul campo e da una rete che comprende 21 ospedali e più di 1.100 strutture sanitarie. Tutto questo a servizio dei più poveri. Siamo anche orgogliosi di dire che tutto questo, e questi sono dati internazionali, dice proprio che la mortalità materna nell'Africa subsahariana è calata del 41% in questi ultimi 15-20 anni. Abbiamo fatto noi sta roba qua? No. Abbiamo contribuito? Sì, e di questo siamo fortemente orgogliosi. Dietro i numeri l'impegno di chi continua ogni giorno a spendersi in prima linea per la salute di mamme e bambini. L'obiettivo è quello di aiutarne sempre di più. L'obiettivo è quello di andare in paesi dove ci stanno chiedendo disperatamente, l'Africa dell'Ovest, per cui noi abbiamo una tradizione non potente in Africa dell'Ovest, siamo molto di più nell'Africa dell'Est, ma l'Africa dell'Ovest perché la mortalità materna, quella infantile, le vaccinazioni, la copertura vaccinale è molto bassa, motivo per cui negli ultimi anni abbiamo aperto 2 paesi, ma ne stiamo aprendo altri, tipo per esempio la Costa d'Avorio, il Ghana, il Burkina Faso, la Sierra Leone, paesi che abbiamo deciso di aprire proprio perché la priorità adesso diventa non solo di contenuto ma anche di geografica. Concorso internazionale dell'Associazione Nazionale Città del Vino, sabato prossimo a Roma in Campidoglio la premiazione dei Colli Euganei. 1.500 etichette partecipanti, oltre 300 le premiate, con 31 medaglie, 26 d'oro e 5 d'argento, conquistate da vini dei Colli Euganei. È il risultato ottenuto nell'edizione 2026 del concorso enologico internazionale Città del Vino. La premiazione è sabato prossimo in Campidoglio. 31 medaglie, è un 10% su quelle che sono arrivate, credo sia insomma una soddisfazione che va colta e va soprattutto investita rispetto al futuro su quello che può ancora accadere in questo territorio che è straordinario. Saranno premiati i vini ma anche le aziende e i comuni di appartenenza, un legame che sottolinea il valore del connubio prodotto-territorio. Questo si inserisce in un'offerta turistica del territorio, il parco dei Colli Euganei, quindi il territorio che integra un'offerta turistica termale con un prodotto di estrema qualità. Parliamo di 31 premi su 313 premi a livello nazionale, quindi capiamo le percentuali del peso che ha il nostro territorio a livello nazionale di qualità. Delle 31 medaglie conquistate, 17 sono state assegnate a vini prodotti nel comune di Vo, di cui il presidente del Parco Colli è sindaco. Abbiamo una festa che compie quest'anno i 75 anni, la festa dell'uva, e quindi la tradizione c'è. Abbiamo la sede del consorzio di tutela a Vo e abbiamo anche la cantina sociale, quindi effettivamente la vocazione territoriale di Vo si presta, ma è una vocazione che si è estesa negli anni in termini di qualità al territorio euganeo. Abbiamo anche Montegrotto che entrerà a breve anche nell'associazione dei Città del Vino, e quindi un territorio che si allarga parlando sempre tra terme e colli come offerta turistica integrata. E allora andiamo a conoscere più da vicino le caratteristiche di questi vini dei Colli Euganei. Un territorio unico dal 2024, riserva della biosfera MAB UNESCO con vini unici Colli Euganei, una terra che si è riscoperta capace di un prodotto sempre più di qualità. Sindaco di Cinto Euganeo e dal 2004 ambasciatore dell'Associazione Città del Vino, Ivano Giacomin ci spiega il perché. È una terra che è stata fortemente sottovalutata proprio per le sue caratteristiche, perché i Colli Euganei hanno una genesi estremamente particolare che ha portato ad una geologia, ad una formazione dei terreni molto eterogenea, e quindi ogni piccola valle ha delle caratteristiche tutte sue, e queste caratteristiche vulcaniche vengono trasmesse ai prodotti. Quindi abbiamo una variabilità di produzione che basta guardarle in quelle bottiglie lì, veramente estremamente importante. Poi che cosa è avvenuto? Che negli ultimi decenni i produttori hanno fatto un grandissimo salto di qualità. Vini che hanno bisogno di un marketing territoriale spinto, pungola Giacomin, che intanto ci svela quali sono le scelte più interessanti in questo momento. Un Pinello, ad esempio,
Ci sono ancora dei produttori che ci credono poco, ma è un vino unico, è un vino che troviamo solo sui Colli Ugani, non lo troviamo in altri territori d'Italia, quindi non di altre regioni, di tutte le regioni d'Italia. Per cui questi sono alcuni vini, ma poi la triade del fior d'arancio, no? Il fior d'arancio classico, il fior d'arancio passito, il fior d'arancio secco, forse il vino più difficile che c'è, ma che ha un fascino particolarissimo. Il Selprino che stiamo rivalutando, lo stiamo rivalutando ma lo stavamo perdendo se non ci fosse stato un pool di aziende che si sono intestardite addirittura a spendere soldi per un pool di avvocati per difendere quel prodotto lì, l'avremmo probabilmente perso. Oggi abbiamo un prodotto unico per caratteristiche, per delicatezza, è il vin che io dico sempre, è il vin da ombre, che va bene da mattina alle 9 fin quando andate in letto a sera. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con il nostro meteo. Arrivederci.